Salve a tutti, mi chiamo Roberto Frugone e sono un musicista, un formatore, un animatore socioeducativo e un esperto in web e multimedia. Pratico questi 4 mestieri, queste professioni da ormai molto tempo e mi capita all'interno del mondo della comunicazione digitale di riuscire a farli molto interagire fra di essi. Tutto nasce dal mondo della musica, dal quale provengo. Io sono un cantautore e insieme un insegnante di canto, pianoforte, chitarra e composizione. È un'attività che pratico da ormai quasi 25 anni e che, appunto per questa forte tensione artistica, mi ha permesso di sviluppare con curiosità un'attenzione e una passione per tutta la tecnologia intorno ad essa. Quindi dalla passione per la musica, dal praticarla come arte, per me è nata una grande curiosità e una grande attenzione, un grande studio per tutto il mondo della comunicazione digitale. Perché? Perché attraverso la musica, per poter pubblicare i miei dischi, per poter amplificare i miei concerti, per poter fare musica a livello professionale oggi, secondo me, e non solo secondo me, un musicista ha bisogno di una grande competenza tecnica e una grande competenza tecnologica. Ed ecco perché il computer e in tempo più recente le tecnologie moderne digitali come gli smartphone, la tecnologia mobile e i social network, i social media si sono rivelati per me dei grandi alleati per poter comunicare al meglio, esprimere al meglio quella che è la mia competenza artistica. Vi ho parlato poi anche di altri mestieri, come per esempio il mondo della formazione e il mondo socioeducativo. Parallelamente alla musica mi è sempre piaciuto moltissimo, ho sempre provato una grande attrazione per il mondo sociale e per poter esprimere anche lì al meglio all'interno del mondo educativo ma anche di quello della formazione tutta quella che era la creatività espressa dal mondo artistico, perché ho sempre visto nel mondo sociale, nel mondo socioeducativo, un ambito privilegiato per poter rendere effettivamente utile le competenze, la sensibilità sviluppate all'interno del mondo artistico. E in ultima battuta, il mondo web multimedia, di cui appunto vi ho accennato, per me si è rivelato un grande portatore di lavoro, un grande ambito dove poter appunto esprimere e coniugare questi due altri mondi, il mondo sociale e il mondo artistico. Oggi i miei mestieri appunto sono tanti e si intrecciano gli uni agli altri grazie al grande contenitore del mondo digitale, il mondo della comunicazione digitale. Sul web, attraverso diverse tipologie di prodotti, audio, come podcast, ma anche attraverso il mestiere del videomaker a cui mi sono avvicinato più recentemente, e attraverso la produzione e il lavorare sul web, nel realizzare siti web, nel conoscere il mondo del social media marketing. Ecco, in tutti questi mondi cerco attraverso i miei mestieri di mescolare le grandi passioni, che sono anche, ho la fortuna di essere riuscito a trasformare nei miei mestieri, la creatività,
la tecnologia e l'attenzione alle persone. Ho la fortuna di poter esercitare il mio lavoro di animatore socioeducativo presso l'ente diocesano Villaggio del Ragazzo di Chiavari. Nell'ambito di questo ente io mi occupo appunto di animazione socioeducativa, in particolar modo con adolescenti e giovani, con i quali porto avanti da parecchio tempo progetti di media education, progetti di web radio, progetti di educazione all'uso consapevole e critico del web e dei social media e anche progetti di animazione culturale in ambito web e multimedia con le scuole. Sempre presso l'ente Villaggio del Ragazzo mi occupo di un bellissimo progetto che si chiama Ufficio Comunicazione, ovvero sto portando avanti da qualche tempo con alcune persone appartenenti a fasce deboli un progetto di tirocinio professionalizzante nell'ambito della comunicazione digitale e ho la fortuna di poter seguire per queste persone, di fargli fare un'esperienza di avvicinamento all'uso professionale dei moderni mezzi di comunicazione quali social network, social media, blog, video per il web e web radio. Il Centro Studi La Contrada è un laboratorio multimediale di sostegno allo studio, formazione educativa, arti e musica, media education, comunicazione web e cultura digitale a Casarza Ligure, in provincia di Genova. È un progetto dell'Associazione Culturale La Contrada, nata nel 2012 da un gruppo di professionisti del mondo dell'educazione, dell'arte e del multimedia, uniti dal desiderio di promuovere progetti socioeducativi e di costruire uno spazio dove creatività, formazione e tecnologia potessero intrecciarsi. Consideriamo infatti il web e il mondo digitale una grande occasione di crescita umana, culturale e professionale per ciascuno. Per questo motivo, i corsi, gli eventi e le attività proposte dal Centro Studi sono rivolti a persone di tutte le età e condizioni sociali, bambini e ragazzi, adulti e anziani, figure professionali dell'ambito educativo, ma anche liberi professionisti e aziende, enti e associazioni. Un'altra grande esperienza che ho avuto la fortuna di poter avviare insieme a mia moglie Raffaella Campodonico è il Centro Studi La Contrada, dal quale vi sto parlando, ovvero un centro culturale di formazione all'interno del quale appunto queste idee, questi valori, la creatività, la tecnologia e il mondo socio-educativo trovano una sede all'interno della quale sviluppiamo progetti di diverso tipo, quali corsi di formazione, incontri aperti al pubblico, ma in particolar modo rivolti a insegnanti, genitori, educatori, sia su temi di ambito educativo che su argomenti più di tipo tecnologico, come per esempio corsi per videomaker, corsi di web marketing, corsi di personal branding per professionisti e aziende interessate a promuovere attraverso il mondo della comunicazione digitale la loro presenza e incrementare il loro business sul web. Ecco, quindi il sogno di coniugare, di far dialogare fra di esse appunto la tecnologia, la creatività e l'ambito socio-educativo trova in questo spazio del Centro Studi La Contrada a Casarza Ligure un suo ambito privilegiato di realizzazione.